siamo nel Veneto, provincia di Rovigo, Delta del Po, e la nostra è un'azienda con un metodo di coltivazione innovativo. Utilizziamo energia eolica e solare per simulare la marea dove non c'è. Facciamo un'ostrica molto più dolce rispetto ad altre ostriche, perché non allevata in mare aperto ma in una laguna in cui la salinità dell'acqua è più bassa rispetto al mare. E il metodo che utilizziamo è praticamente le ostriche sono incollate ad una corda e vengono fatte salire e scendere tramite i nostri impianti. La fase di lavorazione dura circa 18 mesi. Il percorso produttivo è diviso in varie fasi. La prima fase, che è la fase di preingrasso, in cui le ostriche sono piccolissime come il chicco di riso, vengono tenute 2-3 mesi in reti multipiano chiamate pernet, in cui fino ad arrivare a una misura di 2-3 cm, e poi parte la fase di incollaggio in cui vengono incollate ad una corda, e dopo circa 12 mesi, arrivate a un calibro 3, che è il calibro più richiesto dal mercato, vengono staccate, pulite tutte ad una e divise per calibro. Parte l'ultima fase, che è la fase di affinamento, in cui le ostriche che prima erano incollate ad una corda sono libere e poste dentro delle ceste.